Amici di Directa Sport, siamo a Usini, benvenuti al Peppino Sau. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Alberto Tosini si apprestano a raccontarvi Torres Olimpia Forlì. È la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C di calcio femminile Girone C, con le squadre nei pressi del cerchio di centrocampo dirette dalla terna arbitrale composta dal signor Davide Albano di Venezia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Nicola Secchi e Filippo Doro, entrambi di Sassi. Andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dall'Olimpia Forlì di mister Stefano Ghinassi, che schiera le sue ragazze con la canonica numerazione dall'1 all'11. Con l'1 c'è Jessica Guidi, col 2 Giorgia Gurioli, col 3 Alessia Mordenti, col 4 Ellen Calli, col 5 Alice Vimercati, col 6 Claudia Soglia, col 7 Maria Vittoria Galassi, con l'8 Alessia Messi, col 9 Sara Franchi, col 10 Laura Albonetti, con l'11 Agnese Emiliani a disposizione del tecnico della formazione biancorosa, con il numero 13 Lucia Fiorani, col 15 Sabina Rondinini e con il 16 Silvia Giovannetti. Risponde la formazione di casa allenata da mister Mario De Sole. Anche per il tecnico della Torres numerazione classica dall'1 all'11. Con l'1 c'è Beth Griffiths, col 2 Alessia Leda, col 3 Valentina Congia, col 4 Giada Sanna, col 5 Elisabetta Tola, col 6 Flavia Lombardo. La terna arbitrale è pronta a dare il via a questo Torres Olimpia Forlì. Arriva in questo momento il primo fischio del signor Davide Albano, arbitro veneziano, che dirige, coadiuvato dagli assistenti entrambi sassalesi Nicola Secchi e Filippo Doro. Torres che nel corso di questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione. Completamente bianco, fa il contrario, da destra a sinistra, completo prettamente rosso, con delle bande bianche all'altezza addominale dell'Olimpia Forlì di mister Stefano Ghinassi. Torres che lavora il primo pallone della partita, prova a organizzare il primo attacco, lavora sulla tre quarti Veronica Soggiu, cerca l'imbucata per il movimento sulla sua verticale di Maria Grazia Ladu. Torres che prova subito a schiacciare nella metà campo difensiva l'Olimpia Forlì, facendo valere l'ottimo momento di forma di cui abbiamo appena raccontato. Qua bella giocata sullo stretto di Cocco, apertura sulla sinistra per Soggiu, cerca spazio per il traversone, il fantasista rossoblu, la palla spizzata in corner da un difensore dell'Olimpia Forlì, deviazione che dà origine al primo calcio d'angolo della sfida in favore della formazione di Mario De Sole. Questo cross arrivato da sinistra che intendeva servire la testa di Arianna Dasara. Per lei 7 gol nelle ultime 2 partite disputate, quelle di cui vi abbiamo già parlato, contro la Libertas e contro il Real Bellante. Il calcio d'angolo che non ha sortito alcun pericolo alla porta difesa da Jessica Guidi, che è uscita sul primo palla, ha fatto sulla questa sfera per poi rilanciarla altissima, palla che spiove nel cerchio di centrocampo, il colpo di testa di Emiliani. Torres che però ha già recuperato il pallone con Soggiu, si cerca il servizio per Ladu, anticipa di testa la diretta avversaria, poi finisce a terra nel contatto con un avversario. Non c'è fallo per il direttore di gara. Allora Olimpia Forlì che prova a costruire dal basso con questa palla cercata in profondità. Si intendeva servire Franchi, che va a imbucare per il movimento di Emiliani. Ancora Franchi, che è il capocannoniere dell'Olimpia Forlì, 6 reti per il bomber principe della formazione emiliana. Questa pallone in profondità che finisce innocuo tra le braccia di Griffith. Sono andati via 2 minuti e 20 secondi nel corso del primo tempo al Peppino Sau di Usini, parziale originale di 0-0 tra Torres e Olimpia Forlì. Torres che guadagna il fallo laterale qualche metro indietro rispetto alla linea mediana, rimessa laterale la cui battuta è affidata alle mani di Alessia Leda. Sceglie di andare sulla verticale servendo Dasara, il controllo non è granché, ma Soggiu è più reattiva sulla seconda palla, si libera di 2 avversari. C'è il movimento alla sovrapposizione di Campesi, ecco la servita dal numero 8, Campesi ha spazio per il cross, il controllo con il destro, si aggiusta il pallone, cross in mezzo, la palla che arriva alle parti di Dasara, conclusione della vola respinta dalle terga di un avversario. Olimpia Forlì già chiusa, poi il pallone di Campesi per Leda, non si chiude il triangolo, la Torres prova a recuperare questo pallone. Franchi, Cocco sporca il possesso, poi Emiliani, ancora Torres in possesso di palla con Cocco, si torna indietro dalla coppia di difensori centrali composta da Tola e Congia, che si scambiano il pallone
Dalle profondità Sanna, il pallone per Ladu, eccola la spizzata per il terzino sinistro, si butta dentro da Zara, si impegna per tenere il pallone in campo e ci riesce. Sanna, pallone lì dietro per Ladu che ragiona al vertice dell'area di rigore, poi pasticcia facendosi soffiare la stessa da Soglia. Cocco sul secondo palo, il pallone che arriva dalle parti di Zara che aveva messo il pallone in rete qualche secondo prima, è arrivato il fischio per un fallo probabilmente di Campesi, danni di un avversario. Dunque Torres che prova a imprimere subito un ritmo alto alla sfida. Olimpia Forlì che va a battere questo calcio di punizione praticamente all'altezza del proprio dischetto dagli 11 metri. Guidi, questo pallone profondo, Torres che recupera con Campesi, si va da Zara che domestica il pallone con il sinistro, può andare 1 contro 1 con Gurioli. Zara vede il movimento di Soju, si fa vedere Lombardo al limite dell'area di rigore, il pallone un po' più arretrato per Ledda che cerca il cross di prima, il pallone non si alza e allora libera la retroguardia ospite con Franchi che prova a pulire questo pallone sull'attacco di Lombardo. Arriva il fallo del centrocampista centrale della formazione di Desole, calcio di punizione per l'Olimpia Forlì all'altezza della propria tre quarti difensiva. Provato ad alzare il pressing il regista della Torres. La squadra sassalese schierata con il 4-3-1-2. Questa prospettiva, la nostra prospettiva è ben delineata, linea 4 con LED San esterni, coppia centrale composta da Congettola, vertice basso del rombo Lombardo, alto Sogi, due interni in centro del campo sono Campesi e Cocco, le due punte sono Ladu e Zara, tanto qua c'è un fischio pro Olimpia Forlì che dunque ha la possibilità di effettuare una delle prime escursioni nella metà campo offensiva. Quando siamo giunti al sesto minuto, il calcio di punizione è affidato al destro di Alessia Messi. 4 giocatrici dell'Olimpia Forlì a occupare i 16 metri della Torres, arriva anche a supporto ora Mordenti, batte Messi, il pallone all'interno dell'area di rigore liberato di testa da Lombardo, non riesce a tenere il pallone in campo Campesi. Olimpia Forlì che si mantiene ora in proiezione offensiva, il pallone di Messi, la chiusura di Cocco che finisce per diventare un passaggio per Mordenti, pallone recuperato da Ledda, pulisce la propria tre quarti Tola e allora Ladu può lavorare il pallone alla testa della linea mediana, si buttano dentro a destra Campesi sulla fascia centrale da Zara, sul secondo palo sta arrivando anche Soju. Ladu prova a chiudere il triangolo con Campesi, se la cava in qualche maniera la formazione ospite, ma Torres ancora in possesso di palla con Soju, si va da Ledda, traversone stavolta è buono per Dasara, il colpo di testa in anticipo di Calli a evitare che il numero 11 rosso-blu indirizzasse la sfera nello specchio della porta difesa da Guidi. Torres che guadagna comunque una rimessa laterale praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, arriva per battere la rimessa Alessia Ledda. Pallone di ritorno proprio per il terzino destro, pallone sul secondo palo, esce in presa sicura Guidi, ex estremo difensore del San Marino, fa sua la sfera, buona lettura così come è avvenuto in precedenza da parte dell'estremo difensore della formazione ospite che ha già rilanciato questo pallone prolungato, il colpo di testa di Congia anticipata da Galassi, e arriva Campesi, pressing efficace della Torres, consente il recupero palla di Lombardo. Soju scarica all'indietro per Ledda, si apre Campesi per ricevere questo pallone, ecco la servita il numero 7, accenno solo di sovrapposizione da parte di Ledda che poi sceglie la palla tra le linee dove si fa vedere e controlla Veronica Soju, si va da Ladu, siamo sulla linea del fallo laterale, Ladu attira il raddoppio di marcatura e poi scarica per Campesi e si butta dentro Lombardo, si torna ancora da Campesi sulla linea del fallo laterale, Soju, pallone che rimane sul fronte destro dell'attacco, da un po' di possibilità alle compagne di allargarsi. Soju con questo pallone all'indietro, da Tola a Congia con la sinistra a servire Sanna, controlla con il destro un pallone non facile, Cocco con la classica giocata destro-sinistro finisce per trascinarsi il pallone oltre la linea del fallo laterale, rimessa per l'Olimpia Forlì. Sul punto di battuta c'è Giorgia Gurioli, colpo di testa di Cocco, anticipare l'avversario, pallone che termina ancora una volta oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco del Pepino Sau, teatro di questo Torres Olimpia Forlì, iniziata da 9 minuti, punteggio ancora di 0-0. Rimessa laterale battuta in profondità per Galassi,
finisce per mettere a terra Congia, che con un po' di mestiere ci guadagna il calcio di punizione che consente alla Torres di riorganizzare un'altra manovra offensiva, avvia ovviamente nella formazione di De Jole, che vuole immediatamente far capire quanto questa partita può essere complicata per l'Olimpia Forlì. Inizia a piovere a Usini, Tola sulla verticale a cercare Ladu, che cerca la spizzata, tiene il pallone in campo, anzi non Ledda. L'ultimo tocco è però di una giocatrice biancorossa, si riparte da il fallo laterale battuto da Ledda, si fa vedere Lombardo, eccola servita, pallone all'indietro per Campesi, fianco a lei c'è Coco Campesi, prova a muoversi sulla tre quarti, il pallone di Lombardo, intendeva servire Sogiu, recupera palla l'Olimpia Forlì, c'è una giocatrice della Torres rimasta a terra, giocatrici ospiti che mettono palla cavallerescamente in fallo laterale. Vengono chiamati i soccorsi. Cerchiamo di capire anche noi quali siano le condizioni della giocatrice della Torres rimasta a terra. Noi approfittiamo di questa pausa sul terreno di gioco per darvi quella che è una fotografia, la fotografia del campionato dopo il girone d'andata. Siamo nel Grifo Perugia in vetta alla classifica con 26 punti, 24 punti per il Pontedera, 22 per la Jesina, 20 per Torres e Bologna, 15 punti per il Riccione, 13 per il Forlì, 8 per l'Imolese, 7 punti per San Paolo e Real Bellante, 0 punti per il fanalino di coda Libertas. Torres che affronterà dopo questa sfida sul sintetico del Peppino Sau di Usini il Riccione in trasferta. Ricordiamo che nella sfida dell'andata recuperata il 6 dicembre la Torres uscì sconfitta sul campo del Forlì, un punteggio di 2-1 in favore della formazione di Ghinassi. La Torres che passò in vantaggio con il gol di Ladu, che venne ribaltato dalla doppietta di Franchi, Sara Franchi, secondo anno a Forlì per l'esperta, attaccante classe 1979, ex giocatrice di San Marino e San Zaccaria, che abbiamo già raccontato di come sia il miglior marcatore della squadra, a quota 6 reti, la squadra Olimpia Forlì, che è reduce dalla sconfitta interna contro la Jesina. Tanto condizioni della giocatrice infortunata destano più di una preoccupazione. Noi approfittiamo di questa piccola pausa, sperando che si riprenda presto a giocare sul Peppino Sau di Usini, per prenderci una piccola pausa pubblicitaria. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Di nuovo live dal Peppino Sau di Usini, si è rialzata Erika Campesi, Torres momentaneamente in 10. Vediamo un po' se il numero 7 della Torres sarà in grado di riprendere la contesa. Olimpia Forlì che manovra, Torres che dovrà difendere in temporanea inferiorità numerica. Pallone di Sogiu per Ladu, Lombardo di prima fa cercare Da Sara contro il portiere, Da Sara la tocca, non abbastanza per battere Guidi. Grande palla qui
offerta al numero 11, Torres vicino al gol nonostante l'inferiorità numerica, tanto Campesi sembra essere pronta a rientrare sul terreno di gioco. L'apertura di Franchi, sulla destra arriva Soglia, il pallone profondo, esce Griffiths che anticipa Emiliani, su cui aveva comunque ben lavorato in copertura a Tola. Torres che è già ripartita con Ledda, mentre Campesi attende l'autorizzazione del direttore di gara per rientrare in campo, autorizzazione che arriva in questo momento. Pallone di Tola in verticale recuperato dall'Olimpia Forlì nella persona di Mordenti, poi Tola ad alzare questo campanile, pallone proprio per Campesi, la spizzata dell'ex giocatrice del West Ham al pari dell'estremo difensore rosso-blu Beth Griffiths, non riesce a tenere il pallone in campo Mordenti, la rimessa laterale per la Torres. Il tutto quando siamo giunti al 14° minuto del primo tempo al Pepino Sau di Usini. Torres 0, Olimpia Forlì 0, controllo di petto di Soggiu, raddoppio di marcatura vincente solo per un attimo, poi Soggiu, lo scarico per Ladu, si va all'indietro da Ledda che torna con giudizio da Tola. Torres che può cambiare fronte di costruzione del gioco con Congia, movimento in profondità per Sanna, grande palla profonda del capitano con Sanna che entra all'interno dell'area di rigore, può andare 1 contro 1 un avversario, lo scarico all'indietro per Dasaro, non se l'è sentita di crossare col sinistro il terzino mancino della Torres, poi con questo tiro cross che termina tra le braccia di Jessica Guidi, che ha ora col pallone fra le mani l'opportunità di far salire le sue compagne. Torres che qualche minuto fa è andata vicina al gol con Dasara, con poi testa di Conge, il controllo di Soglia, recupero palla arrivato solo per un attimo da Cocco che non riesce a tenere questo pallone in campo. La stessa Claudia Soglia va a rimettere la sfera in gioco fra una linea di passaggio che riceve Messi, poi Soglia, anticipo di Sanna su Galassi, per le due ragazze che terminano a terra. Il fallo è della giocatrice rosso-blu, la punizione è per la squadra biancorossa, con la Torres che si abbassa, fatta eccezione per Dasare e Ladu, tutta dietro la linea della palla, protezione dei 16 metri di Beth Griffiths, 4 giocatrici dell'Olimpia Forlì sulla linea ai confini dell'area di rigore della Torres. Pallone battuto, colpo di testa di Congia a liberare, poi Messi alza questo pallone altissimo, Sanna indecisa tra stoppare e rinviare al volo, finisce per regalare un calcio d'angolo alla squadra di Ghinassi. Su palla inattiva prova a far male a una fin qui operosa Griffiths al 17° minuto del primo tempo. È arrivata la pioggia, come già ricordato, al Pepino Sau di Usini, calcio d'angolo da destra per l'Olimpia Forlì, pallone tagliato sul secondo palo, pallone che danza pericolosamente per la Torres, libera Congia con il destro, Ladu si impegna e riesce a tenere questo pallone in campo e può andare via in velocità nel duello contro Messi, va via Ladu in posizione ora di alla destra, cerca spazio per un cross, ancora Ladu fa tutto da sola, prova a sterzare verso il centro, forse un po' a corto di energie, finisce per farsi soffiare palla da un avversario, non ha trovato la linea di passaggio giusta per servire da Sara, ma grande accelerazione di Maria Grazia Ladu, rimessa per la Torres già battuta, partita gradevole, ritmi alti al Pepino Sau di Usini. Tola per Congia, l'apertura come al solito precisa per Leda, lo scarico all'indietro per Tola, offre le linee di passaggio sia Campesi che Lombardo, la palla all'indietro ancora per Tola, eccola Lombardo, dentro per Ladu, di prima per Campesi, Torres che dialoga bene sullo stretto, poi si cerca il pallone in verticale per Ledda, l'ultimo tocco è di Mordenti, rimessa per la Torres già battuta con Soggiu che scarica all'indietro da Tola, si apre Congia, eccola a ricevere, arriva la pressione di Galassi, allora Congia torna indietro da Griffiths, si aprono ancora i difensori centrali della formazione rosso-blu, Tola vicino da Soggiu, terzini praticamente sulla linea di centrocampo in fase di impostazione, pallone lungo di Tola, lascia sfilare Ladu, si può lanciare Ledda nel duello con Mordenti, alla meglio il terzino sinistro del Forlì, ma Ledda gagliarda, non molla, recupera palla in tackle, calcia la sfera addosso a Vimercati, guadagna il calcio d'angolo, Torres che ora può far salire le torri
calcio d'angolo affidato a Erika Campesi. Ci sono 5 giocatrici della Torres nei pressi dell'area di rigore. Calcio d'angolo già battuto, l'indietro per Ledda che prova a lavorare questo pallone di tacco. Olimpia Forlì con una rimessa laterale buona per riflettere una Torres che ha sicuramente fatto la partita in questi primi 19 minuti che sono andati via al Peppino Sau di Usini. Fallo laterale immediatamente restituito alla Torres che va a batterlo con Ledda. Pallone per Ladu, a sportellate con gli avversari, poi si impegna per tenere il pallone in gioco ma non ci riesce in scivolata, dunque rimessa laterale per Olimpia Forlì. Sul punto di battuta della stessa c'è Alessia Mordenti, terzino sinistro classe 1992, terzo anno all'Olimpia, ex giocatrice di Bologna. Eccola a battere il fallo laterale cercando il servizio per Calli, anticipata solo per un attimo da Soggiu. Dopo di testa di Franchi, Ledda protegge ancora una volta l'out. Tola indietro da Griffiths, eccola la palla di ritorno per il difensore centrale della Torres, cerca la palla profonda per Ledda, il colpo di testa di Mordenti, protegge Ladu, ecco il servizio per Lombardo. Ladu a duello con Emiliani, Soggiu, ora Ladu fermata in tackle da Mordenti, lì va il fischio contro Lombardo, un calcio di punizione per l'Olimpia Forlì. 20 minuti di poco abbondanti sul cronometro, punteggio ancora di 0-0, calcio di punizione per l'Olimpia Forlì. Batte Gurioli, colpo di testa di Lombardo che concede la rimessa al lato all'Olimpia Forlì. Batte Mordenti, pallone per Emiliani, fermata all'ingresso all'area di rigore. Ladu con la classica giocata prova a far sfilare il pallone per eludere l'intervento di Gurioli, stavolta non si fa sorprendere, chiude in fallo laterale. Lombardo col petto a restituire palla a Ledda. Ora Tola va da Griffiths, il rilancio dell'estremo difensore britannico, lavora ancora Lombardo, apertura sulla destra per Ledda, vicino c'è Ladu, ecco la servita, sta buttando dentro Soggiu, Ladu viene fermata in fallo laterale da Emiliani. Con le mani Ledda, Tola dentro a cercare una compagna che non c'è, e allora Franchi di prima, bella palla qui per Emiliani, con il pallone per il numero 11, rimpallo che favorisce la Torres, lavora questo pallone Sanna, ecco Lombardo, Congia, palla profonda, ancora a cercare di premiare il movimento in profondità di Sanna, stavolta il servizio è impreciso, recupera palla Cocco in maniera regolare, salvo poi perderlo qualche secondo dopo. Si alza la bandierina dell'assistente, posizione irregolare di Franchi. Padres che qua ha rischiato un po'. Direttore di gara autorizza la ripresa del gioco, batte Congia, si va da Sanna, spizzata per Dasara, viene anticipata da Calli, allora Lombardo, apertura a destra per Campesi, da un piezza Ladu,
Pallone per Campesi che si stava buttando dentro. Campesi prende comunque la fascia centrale, Cocco al limite, apertura sulla sinistra per Sanna, il cross, cercare Soju, pallone che termina la disponibilità di Ladu, se la cava in qualche maniera la difesa dell'Olimpia Forlì, poi da Sara per Cocco, la conclusione con la sinistra, termina alta, arrivano comunque gli applausi convinti del pubblico che affolla la tribuna del Peppino Sau di Usini, sempre 0-0. Il punteggio quando sono andati via 24 minuti nel corso del primo tempo, il rilancio di Jessica Guidi. Il colpo di testa di Soju, pallone per Dasara. Ora Campesi a memoria da Ledda. Converge il numero 2, pallone per Ladu. Arriva l'intervento irregolare sul numero 9 della Torres. Fallo di Emiliani sull'attaccante, classe 2001, fresca maggiorenne. Calcio di punizione per la Torres, siamo a poco più di 20 metri rispetto alla porta difesa da Guidi. Posizione ideale per il mancino di Congia. Barriera a 3, questa è la scelta di Guidi, sul punto di battuta Congia per il tiro e Ledda per il cross. Vediamo quale sarà la scelta. Si aspetta il fischio di Albano, arriva in questo momento, parte Congia, va direttamente in porta, palla troppo alta, che non impensierisce minimamente Guidi, non sfrutta la chance su palla inattiva da Torres, che l'ha un po' abbassato i ritmi dopo un avvio veemente. Ora sembra quasi aspettare la partita, la formazione di De Sole, aspettare che si creino dei varchi fino alla più che discreta fase difensiva dell'Olimpia Forlì. Il controllo di Soju, pallone per Ladu, lato corto dell'area di rigore, può andare 1 contro 1 con Mordenti. Ladu entra nell'area di rigore, pallone sporcato dall'ultimo da Mordenti, poi Soju all'interno dei 16 metri, lo scarico allineato per Campesi, conclusione col destro sul primo palo in angolo. Guidi, Torres che riprende a spingere alla caccia del gol e sbloccherebbe la gara. Arriva sul punto di battuta del corner Ledda. Poi dovrebbe e potrebbe lasciare l'onere della battuta a Campesi, così è. Nel rigore 3 giocatrici della Torres, al limite Congia e Cocco. Corner corto, battuta per Ledda, traversone. Non è granché, palla che termina direttamente sul fondo. Mister De Sole ha qualcosa da ridire alle sue ragazze, per niente soddisfatto dell'esecuzione di questo corner. Una punizione e un calcio d'angolo non sfruttate nel migliore dei modi dalla Torres, e dunque rimessa dal fondo affidata a Guidi. Pallone sulla 3/4, Soju colpisce di testa nonostante la spinta dell'avversario abbastanza evidente. Ora Campesi va da Ladu a duello con Messi, il fallo di Ladu, calcio di punizione per l'Olimpia Forlì, fallo commesso sull'interno di centrocampo di mister Ghinassi, Alessia Messi, uno dei 4 prodotti locali schierati dal mister della formazione ospite nell'11 titolare di quest'oggi. Recupera palla la Torres con Lombardo, un'occhiata al piazzamento delle compagne, poi sceglie di servire Soju, l'imbucata profonda per Dasara, legge bene la situazione, esce e blocca Guidi. Stava aprendo sulla destra anche Campesi. Soju ha cercato l'imbucata per l'ex compagna ai tempi della Torres calcio a 5. Il pallone recuperato dall'Olimpia Forlì con Albonetti, profondità per Agnesi, anticipato il numero 11, Lado si muove,
sulla linea del fuorigioco, si va da Leda, vicino da Lombardo, il pallone per Sogiu, l'appoggio per Ladu, esce bene la Torres, Campesi, ancora per Ladu, palla forse un po' troppo arretrata, Ladu riesce comunque a lavorarla appoggiandosi, aprendo sulla sinistra per Sanna, il pallone che però va a colpire Cocco, che ne rallenta la traiettoria favorendo il recupero palla dell'Olimpia Forlì, poi Cocco in tackle recupera il pallone da Zara per Sanna, poi Cocco ancora per il numero 11, pallone che termina oltre la linea bianca, fallo laterale per l'Olimpia Forlì, 28 minuti 30 secondi nel primo tempo, sempre 0-0 al Peppino Sau di Usini, messa con le mani affidata a Gurioli, spinta di Cocco, tenuta fallosa, mettere fallo il numero 10 della Torres a subirlo, Galassi, con l'Olimpia Forlì che può rifiatare. L'Olimpia Forlì arriva da 2 sconfitte consecutive, sono arrivate dopo 2 vittorie consecutive, rendimento ondivago nella squadra di Ghinassi. La Torres recupera palla con Cocco, Congia, Lombardo, si apre a destra Ledda, si va vicino da Tola, porta palla il difensore centrale della Torres, l'imbucata per Sogiu, sulla seconda palla più reattiva Ladu, andare 1 contro 1 con Emiliani, Ladu protegge palla dall'attacco del numero 11, va alla caccia di un calcio di punizione che l'arbitro non reputa opportuno concedere. Tola per Congia, arriva il pressing di Galassi, invitare il capitano ad andare da Griffith, il rilancio del portiere inglese viene controllato da Vimercati, poi l'imbucata per Franchi che parte in posizione regolare, Franchi prova a liberarsi col cucchiaio di Tola, se la cava in maniera egregia il centrale ex Oristano. Olimpia Forlì ha provato a far male con la sua giocatrice più esperta, una Sara Franchi, prossima ai 40 anni, tanto qua Ladu subisce il fallo di Mordenti, calcio di punizione all'altezza della linea mediana per l'Olimpia Forlì quando siamo entrati nell'ultimo terzo di questo primo tempo. Batte Gurioli, profondità a cercare Franchi, Congia libera con l'esterno, Campesi mette palla a terra servendo Sogiu, il pallone per Cocco, a sinistra l'apertura per Sanna, pallone incontro per Dasara che però si era buttata dentro ma recupera palla il numero 11, a sinistra c'è Sogiu, eccola servita da Dasara, Sogiu era di rigore, prova a sterzare sul destro, intervento in tackle pulito di Vimercati che toglie palla al trequartista della Torres. Pallone prolungato da Soglia, però non riesce a servire alcuna compagna, messa con le mani per la Torres. Va a Sanna, fa incontro e riceve Cocco, spalla alla porta, è costretta a servire di nuovo il proprio esterno basso. Palla vicina per Congia, profondità a cercare Dasara, recupera palla Olimpia Forlì con Gurioli che protegge l'uscita di Guidi, controllo con i piedi dell'estremo difensore dell'Olimpia Forlì che poi raccoglie palla fra le mani, rilancia lungo con il destro, colpo di testa di Congia, controllo di Emiliani, poi recupera ancora palla la formazione di casa con Lombardo, bucata per Dasara che però era in netta posizione di offside. Allora Sogiu, Leda, Ladu, ancora per Leda, pallone che intendeva servire Sogiu, diretto di gara che fischia in un secondo momento il fallo subito da Maria Grazia Ladu, motivo per cui il gioco riprenderà con un calcio di punizione ai 40 metri. Batte Ledda dentro a cercare Dasara, anticipata, il pallone per Campesi che protegge il fallo laterale dall'attacco di Emiliani, poi lascia la battuta a Leda, si fa vedere Ladu, palla di ritorno per il terzino destro, Tola, profondità a cercare Sogiu, sponda all'indietro di testa per Ladu, alza questo pallone, poteva diventare insidioso ma che
Guidi gestisce nel migliore dei modi. Rilancia del portiere Olimpia Forlì, recupera Campesi, ecco Soggio, andare via a Vimercati, poi cerca l'imbucata per Dasara, possesso però ancora rosso-blu, Lombardo, spalle alla porta, si alza il pressing dell'Olimpia Forlì, allora lo scarico all'indietro per Tola, Lombardo, Ladu per Ledda, palla di prima per Soggio. Poi Campesi, ancora una volta a proteggere la rimessa con le mani, 34esimo, sempre 0-0, Lombardo, Soggio, un po' di spazio per il numero 8, ora Ladu, pallone per Cocco, intercettato da Galassi, pressing alto dalla Torres che non arretra, una volta ha perso il pallone, Albonetti, prova a far rifiatare le sue compagne, Congia di prima per Campesi, ecco il controllo del numero 7, si apre Ladu, c'è spazio al centro per Campesi, Soggio di prima, alza questo bel pallone per Ladu, prova l'1-2, Ladu e Campesi, recupero di Campesi, al limite della Campesi, alza questo pallone con la punta, quella che non si abbassa a sufficienza, con Guidi che osserva la traiettoria del pallone terminare oltre la propria traversa, punteggio che ancora non si sblocca al Peppino Sau di Usini, altra rimessa dal fondo affidata a Guidi, il colpo di testa a prolungare di Soglia, il controllo di Cocco, si fa prendere il tempo da Franchi, allora c'è spazio per la formazione ospite, anticipo però di Tola, buona lettura del difensore centrale, anticipare Emiliani, poi Sanna, mettere palla al centro, una zona sempre pericolosa, Messi perde palla, la recupera Lombardo, Ladu, Torres però in inferiorità numerica, allora Dasara aspetta l'arrivo di Campesi sulla destra, eccola Ledda sulla destra, ora Ladu, Dasara e Soggio riempiono l'area di rigore, pallone di Ledda, colpisce un'avversaria, l'Olimpia Forlì butta via palla e allora c'è una nuova chance offensiva per la formazione di De Sole, Ledda da Congia per Lombardo, vicino da Tola, ecco Congia, Cocco, duello fra numeri 10, costretto a scaricare sulla sinistra per Sanna, prova ad andare via a Soglia, prende il tempo e la chiude, messa battuta da Sanna in maniera irregolare, controfallo, comunque regalo in questo caso di Sanna. Messi recupera palla la Torres con Lombardo, dà un'occhiata al piazzamento delle compagne, Ladu, eccolo il pallone arrivato a Ledda per Campesi, ancora per il numero 7, si fa vedere Lombardo, fa la stessa cosa a Cocco, Campesi prova a fare tutto da sola, torna dal suo numero 2 all'indietro per Tola, Campesi elude il pressing di Albonetti, poi torna indietro da Tola, Olimpia Forlì tutta chiusa nella propria metà campo, allora Congia cerca la verticalizzazione per Ladu, anticipato da Vimercati, tiene in campo questo pallone Mordenti, la tiene in campo Emiliani, salvo poi regalarlo a Campesi, Soggio ancora per Campesi, recupera Albonetti, Tola domestica il pallone con il destro, con grande tranquillità come sempre accade il difensore centrale della Torres, qua sullo stretto va via bene Soggio, pallone per Ladu, controllo orientato, atto a saltare Gurioli, c'era riuscita solo per un momento, recupera la formazione ospite, il pallone per Galassi, buca l'anticipo Congia, arriva alla diagonale di Sanna a evitare guai peggiori, era Griffiths per Tola, che non c'è Congia a dare una mano alla prima costruzione della Torres, è da sistemare uno scarpino il capitano, la Torres riesce comunque a riorganizzarsi, Lombardo
sulla sinistra, anticipo di Calli, Emiliani, pallone per Franchi nel cerchio di centrocampo, recupera palla la Torres con Cocco, prova ad andare via sullo stretto, ecco Campesi per Ladu, c'è un po' di spazio per il bomberino di Sarule, si apre a destra Campesi, ecco la servita, può andare 1 contro 1 contro Mordenti, il pallone di ritorno per Ladu, però fanno l'1-2, Ladu e Campesi, legge bene la situazione, chiude in fallo laterale Mordenti, 39 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio al Peppino Sau di Usini, messa con le mani affidata a Alessia Ledda, fa vedere Lombardo, eccolo la ricevere al limite dell'area di rigore, Lombardo va via un'avversaria, apertura ancora sulla destra per Ledda, il cross del terzino destro, la deviazione di Mordenti, esce, fa solo la sfera Guidi, mentre Ladus si lamenta per un colpo subito a palla lontana, riparte l'azione dell'Olimpia Forlì, pallone in profondità, cercare Franchi, intercettato dal tackle di Lombardo, Sanna da Congia per Tola, il pallone profondo a cercare Ladu, limite dell'area, Ladu si coordina per la conclusione con il destro, pallone colpito troppo con l'esterno, ha provato il gran gol Maria Grazia Ladu, tentativo apprezzabile nelle intenzioni, un po' meno nella misura, il lancio affidato come sempre ai piedi di Guidi quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti, più recupero nel primo tempo, il colpo di testa di Soju, Ladu al limite dell'area, alza questo pallone per Dasara, solo davanti a portiere Dasara col sinistro, si divora il gol del 1-0, doppia chance nell'arco di un minuto per la Torres. Qua Ladu avrebbe anche forse potuto provare il tiro in porta al limite, probabilmente leggermente sfiducia dall'imprecisione precedente, ha provato il pallone profondo a cercare Dasara. Conclusione del numero 11 che non ha trovato lo specchio della porta difesa da Guidi. Soju ancora per Dasara, pallone questa volta irraggiungibile, non ha colpe stavolta quello che è diventato il capocannoniere della Torres dopo il poker rifilato al Real Bellante nel recupero di mercoledì. Messi interviene fallosamente su Campesi che l'aveva preso il tempo, calcio di punizione per la Torres all'interno del cerchio di centrocampo, battuta affidata al mancino di Congia, si fa vedere Cocco, ecco la servita, pallone all'indietro ancora per Congia, si stacca all'indietro Tola, ecco ricevere il numero 5, Lombardo sbaglia il controllo, ruba palla Franchi, palla profonda per Galassi, Torres leggermente scoperta, non ne approfitta l'Olimpia Forlì, allora Congia torna indietro da Griffiths, apertura sulla destra costringe ad arretrare il proprio raggio d'azione Alessia Ledda che torna dal suo estremo difensore. Il rilancio con il destro, si apre Ladu per ricevere questo pallone, ha l'opportunità di sfruttare la sua velocità, prova ad aggirare Gurioli con un pallonetto, si stringe la linea difensiva dell'Olimpia Forlì, Ladu viene chiusa in seconda battuta, ha provato il pallonetto con l'avversaria forse un po' troppo distante, Ledda per Ladu, palla di ritorno non controllabile dal terzino destro, rimessa laterale per l'Olimpia Forlì, a battere c'è Alicia Mordenti, recupera la palla affidato a Campesi che poi prova a lavorare il pallone con la suola, l'ultimo tocco è dell'esterno alto schierato come interno di centrocampo nel rombo di Mario De Sole. Tanto il direttore di gara ha qualcosa da dire a Emiliani, terna composta dal signor Davide Albano di Venezia che fischia, coadiuvato dalle bandierine entrambe sassalesi, Nicola Scicchi e Filippo D'Oro. Recupera palla la Torres, apertura di Cocco per una compagna che non c'è,
troppo profonda per Dasola, irraggiungibile per l'eventuale sovrapposizione di Sanna. Con Guidi che senza fretta raccoglie palla, rilancia lungo, pallone colpito un po' con l'esterno, riesce a controllarlo comunque Soglia, solo per un attimo però. Torres che recupera palla, Congia all'altezza della linea mediana, l'appoggio vicino per Cocco, poi va a tamponare il suo stesso errore il capitano, stava per soffiare il pallone Galassi. Olimpia Forlì che può affacciarsi nella metà campo offensiva, rimessa laterale affidata Ellen Calli, si fa vedere Messi, il pallone per Albonetti sulla tre quarti, bel pressing di Soju, il controllo di Campesi con il braccio, non protesta neanche il numero 7, la calcio di punizione all'altezza dei 25 metri, chance su palla inattiva per l'Olimpia Forlì. Sul punto di battuta la classe 87, ex giocatrice di San Marino e San Zaccaria, Laura Albonetti. Sul punto di battuta c'è anche Franchi, mentre siamo entrati nell'ultimo giro di orologio del primo tempo, ma ricordiamo che il recupero sarà cospicuo visto l'infortunio occorso a Campesi nei primi 10 minuti del primo tempo. Calcio di punizione affidato ad Albonetti, la conclusione con il collo del sinistro, la sfera che termina non molto al lato della porta difesa da Griffiths. Bella conclusione qui di Laura Albonetti, brivido per la Torres. Stiamo per entrare nel recupero, attendiamo la segnalazione della terna arbitrale che sta per arrivare. Dovrebbero essere 3 minuti di extra time concessi dal signor Albano, saremo più precisi a breve, 3 minuti confermati. Il rilancio di Griffiths, la colpo di testa a prolungare di Soju, Ladu scatta per disturbare Mordenti, costretta a scaricare con un po' di affanno per Guidi, svirgola il rilancio, recupera la palla Soju, si alza la bandierina, fuori gioco di Ladu. Poi testa di Ledda, anticipo solo per un attimo dalla retroguardia dell'Olimpia Forlì, ora Soju, profondità Ladu, stavolta parte in posizione regolare, area di rigore, Ladu col destro lo incrocia, strozzando troppo la conclusione che termina a lato. Conclusione di Ladu dal limite. Rilancia Guidi, di testa Soju, poi Messi ad alzare questo pallone altissimo, Lombardo prova a mettere un po' d'ordine, arriva Ledda, anticipata, poi testa di Tola, fasi confuse di gioco, scarico all'indietro per Mordenti, recupera palla ancora la Torres con l'ex centrocampista del Catania Lombardo, Campesi con l'esterno del destro, prende la fascia centrale eludendo il raddoppio di marcatura, portatole da Mordenti a Emiliani, lo scarico per Cocco, a sinistra c'è Sanna, Cocco non trova modo e tempo per servirla, allora va con questo pallone troppo lungo per Soju, prova a ripartire l'Olimpia Forlì con Emiliani, recupera palla di Campesi, il fallo sul numero 7, calcio di punizione per la Torres, ultimo minuto di recupero nel corso del primo tempo, Torres che vuole sfruttare al meglio questa ultima chance offensiva di questo primo tempo che sta per andare via al Peppino Sau di Usini. Campesi va via alla diretta avversaria, prova a prendere la fascia centrale, c'è il movimento di Ladu, ecco la servita al limite, pallone che sfila per Dasara, ci ha messo 10 metri, Dasara cerca spazio per il tiro, prova a piazzare, conclusione centrale, Guidi alza in angolo, 47-30, Torres che si dovrà affrettare nella esecuzione di questo calcio d'angolo, la cui battuta sarà affidata a Ledda. Sei giocatrici in attacco, pallone sul secondo palo, diventa quasi un tiro, palla sul palo, poi Dasara sulla ribattuta, palla che rimane lì, se la cava in qualche maniera l'Olimpia Forlì,
per trovare un gol clamoroso. Ledda direttamente dal calcio d'angolo, Olimpia Forlì in affanno, costretto a concedere un altro tiro dalla bandierina, 47-55 sul cronometro del primo tempo, ultima chance del primo tempo. Batte Cocco, il colpo di testa a liberare di Gurioli, e questa è l'ultima giocata del primo tempo che va in archivio con le squadre che vanno a riposo sul punteggio di 0-0. Primo tempo che la Torres ha controllato senza però riuscire a portarsi in vantaggio. Torres 0, Olimpia Forlì 0. Noi ci prendiamo circa 15 minuti di pausa, ci risentiamo fra poco per il secondo tempo della sfida. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Directa Sport, di nuovo live dal Peppino Sau di Usini. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida, è iniziato in questo momento il secondo tempo della sfida tra Torres e Olimpia Forlì, prima giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, girone C. Primo tempo andato in archivio con il punteggio di 0-0, un primo tempo in cui la Torres ha controllato la partita rendendosi pericolosa in più di una circostanza, ma senza riuscire a battere l'estremo difensore dell'Olimpia Forlì, Jessica Guidi. Primo tempo iniziato da 30 secondi. Questa ripresa Torres che con un completo interamente bianco attacca da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione, fa il contrario l'Olimpia Forlì di mister Stefano Ghinassi. Appena la partita e i ritmi della stessa ce ne danno la possibilità, andremo a elencarvi quelle che sono le 22 giocatrici sul campo. Al limite Campesi prova il destro, conclusione troppo strozzata, e palla che termina ancora una volta al lato. Torres che ha provato a fare male in ripartenza. Prima conclusione del secondo tempo arrivata dopo poco meno di un minuto rispetto al fischio inaugurale del secondo tempo del direttore di gara, signor Davide Albano di Venezia, che dirige la sfida coadiuvato dagli assistenti Nicola Secchi e Filippo Doro, entrambi di Sassari. La rimessa dal fondo affidata a Jessica Guidi, un paio di buone uscite e un intervento decisivo su una conclusione potente ma centrale di Dasara. Questi gli impegni principali dell'estremo difensore della formazione emiliana. Torres che recupera palla con Lombardo, l'apertura per Campesi, l'ulteriore apertura per Ledda, perde palla sull'attacco di Emiliani, rimessa laterale per la squadra ospite, offre la linea di passaggio e viene servita al Bonetti. Il fallo di Lombardo sulla esperta Franchi che guadagna con mestiere il calcio di punizione. Piazzato, affidato proprio al piede sinistro del numero 10. C'è qualcosa da rettificare da parte del direttore di gara. Calcio di punizione da ripetere. Albonetti aveva già battuto 2 minuti e mezzo, andati via nel secondo tempo al Peppino Sau di Usini. Non ci dovrebbero essere stati cambi. Pallone scodellato all'interno dei 16 metri, palla che salta pericolosa dalle parti di Griffiths, che poi arriva tra le mani dello stesso portiere inglese della Torres, che rilancia lungo con il destro a cercare Dasara, che si protegge dall'attacco di Albonetti, che vince il duello aereo. Poi il pallone recuperato dalla formazione di casa, arriva il calcio di punizione per la squadra di mister De Sole. Un pallido sole si affaccia
Soju sul secondo palo, cercare Ladu al limite, da Zara con la punta, non trova ancora una volta lo specchio della porta. Tante conclusioni per la Torres finora, poca precisione per la squadra di casa. Andiamo rapidamente a leggervi quelle che sono state le scelte iniziali dei tecnici, che sono state confermate in questa via di ripresa. Olimpia Forlì in campo con Guidi, Gurioli, Mordenti, Callifi, Mercati, Soglia, Galassi, Messi, Franchi, Albonetti e Emiliani. Torres invece con Griffiths, Ledda, Congia, Sanna, Tola, Lombardo, Campesi, Soju, Ladu, Cocco e Dasara. Campesi apre sulla destra per Ledda, palla intendeva servire il movimento in avanti di Lombardo. Controllo del play della Torres non è ottimale, il pallone che termina fra le braccia di Guidi. Il rilancio lungo col destro, Cocco col sinistro, il pallone per Ladu, non è controllabile dal numero 9. Panchina corta per l'Olimpia Forlì, che ha portato a Sassari solo 3 giocatrici oltre le 11 titolari, vale a dire Fiorani, Rondinini e Giovannetti. Panchina decisamente più lunga per Mario De Sole, che ha a sua disposizione Chessa, Faris, Mannucci, Fancello, Iannetti, Orsini e Podda. Con le mani già da Sanna, Lombardo, ecco Sanna in verticale a cercare Soju, anticipata da Calli. Colpo di testa di Campesi, arretra il suo raggio d'azione per lavorare questo pallone, poi l'imbuccata di Soglia è imprendibile per Galassi, protegge la rimessa dal fondo Congia, con qualche affanno di troppo, rimessa laterale, messa dal fondo per la Torres. Tola, Ledda, Lombardo, palla pericolosa. Torres che va vicina a perdere il pallone, anzi perde il pallone, attenzione all'imbuccata qui per Emiliani. Colpo di testa di Tola a favorire l'intervento di Griffiths. Campesi va a danzare qua sulla linea del fallo laterale, era riuscita con un bel numero a liberarsi dell'avversaria. Finito però per trascinarsi la palla oltre la linea del fallo laterale. Messi cerca una palla in profondità, Tola vita facile, può aprire a sinistra per Sanna, pallone centrale per Soju, si è aperta Ladu sulla sinistra, Soju dà un'occhiata al movimento della compagna, grande palla per il numero 9, Ladu a tu per tu, Ladu con il piatto! Ha segnato la Torres, settimo minuto del secondo tempo, Torres 1, Olimpia Forlì 0, ha segnato Maria Grazia Ladu, ottavo gol in campionato per il Bomber di Sarule, che dunque riaggancia nella classifica marcatori interna della Torres. Arianna Dasara a quota 8, dunque Torres 1, Olimpia Forlì 0 al settimo minuto del secondo tempo. Il gol di Maria Grazia Ladu imbeccata da una grande palla di Veronica Soju. Buono il movimento qui del numero 9 della Torres, che prima si è aperto e poi ha tagliato dietro la linea difensiva. Grande palla di Soju. Sull'asse Soju Ladu, la Torres sblocca la partita al settimo minuto della ripresa. Torres 1, Olimpia Forlì 0. Qua proprio il trequartista della Torres, che è galvanizzata dall'assist, va a soffiare palla dal Bonite, subire fallo dalla stessa numero 10, a guadagnare un calcio di punizione un paio di metri oltre la linea mediana. Torres in vantaggio da circa un minuto. Gol di Ladu. Calcio di punizione battuto da Ledda, anticipata Ladu, buca il colpo di testa Lombardo, Franchi prova a lavorare questo pallone, recupera Soju, si apre a sinistra Sanna, si cerca Ladu, contrasto regolare portato dal numero 4 Calli su Ladu, che rimane a terra, anticipo secco qua di Tola, Ladu è ancora a terra, possesso per la Torres, Ladu si rialza, Tola allora può continuare a orchestrare l'azione offensiva, finisce per perdere il tempo della giocata, indecisa se mettere palla fuori oppure no. Messa laterale per la Torres in zona d'attacco. A battere già da Sanna, il pallone per Ladu, all'indietro per Cocco, controllo con la suola,
Sanna, c'è spazio per il cross, si va vicini da Ladu che arretra il proprio raggio d'azione, si stacca Congia per ricevere il pallone. Ladu mantiene il possesso della sfera, prende la fascia centrale, lo scarico per Lombardo, il pallone profondo a cercare Sanna, palla un pelo troppo lungo, ma l'iniziativa del numero 6 della Torres raccoglie comunque l'approvazione di compagni e pubblico al Pepino Saudiugi, 9 minuto del secondo tempo. Torres 1, Olimpia Forlì 0. Al 7° minuto il gol di Maria Grazia Ladu. Soglia, Sanna stringe la marcatura su Galassi, finisce per commettere fallo. Calcio di punizione per l'Olimpia Forlì affidato a Soglia. Messi, pallone profondo, cercare Soju. Franchi a recuperare questo pallone, lavora Messi, l'apertura sulla destra per Soglia, può andare 1 contro Sanna che ne legge bene le intenzioni, la accompagna al lato, poi si protegge dall'attacco dal numero 6, salvo poi scaricare per Congia che va profondo da Ladu, che calcola però male il rimbalzo del pallone. Poi Cocco tocca questo pallone ma non può evitare che lo stesso termini oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco del Pepino Saudi. Rimessa laterale già battuta, Lombardo in profondità, c'è spazio per Ladu che può andare in velocità, il movimento sul secondo palo di Dasara, la palla proprio per il numero 11, è troppo profonda, legge bene Guidi, esce e fa solo la sfera. Ladu che forse avrebbe potuto rischiare 1 contro 1 per poi creare quella superiorità numerica che le avrebbe consentito di servire Dasara con maggiore precisione e serenità. Il pallone sulla sinistra ora con Olimpia Forlì che sviluppa bene sul fronte sinistro del proprio attacco, palla in profondità recuperata da Congia, tra palla profonda per Ladu che intendeva però venire incontro, stavolta il suggerimento è irraggiungibile per Calli che recupera palla e la mette in profondità, l'anticipo secco di Cocco, il movimento di Ladu, eccolo il pallone per quello che finora è il match winner, Dasara al limite dell'area, l'apertura per Campesi, osserva il movimento delle compagne, Campesi guadagna la fascia centrale, pallone per Ladu che si coordina per il destro al volo, non riesce a trovare potenza ma solo coordinazione. Arrivano altri applausi per il piccolo numero 9 Emiliani. Dasara sulla 3/4 cercava Soju vicina, rimane a terra Gurioli dopo il contatto con la stessa Dasara. La Torres ha già recuperato il pallone con Soju, recupera Emiliani, palla all'indietro per Mordenti, non ci arriva di testa Lombardo, Cocco pulisce il pallone, lo cede a Ledda, si stacca all'indietro Tola, Ledda fa ancora più indietro da Griffiths, il controllo col piatto del portiere della Torres che in sicurezza va da Tola, si muove in profondità Soju, eccolo il pallone in profondità per il trequartista, palla troppo corta, è ben letta dalla retroguardia ospite, poi Franchi prova a servire in profondità Galassi, Congia chiama l'uscita di Griffiths che arriva, e Torres che è già ripartita con Tola, 12° minuto nel secondo tempo. Torres 1, Olimpia Forlì 0, il gol di Ladu, palla profonda di Campesi a cercare ancora Ladu sulla sua verticale, può andare 1 contro 1 con Vimercati, anticipo secco del numero 5, poi c'è l'intervento in ritardo di Ladu che diventa così anche la prima ammonita della partita. Al 13° minuto della ripresa, primo munito della partita, Maria Grazia Ladu, intervento in ritardo, qua eccesso di generosità per una giocatrice che finora sta decidendo la sfida con il gol arrivato 5 minuti fa. Approfittiamo della pausa per ricordarvi che questo Torres Olimpia Forlì è valevole per la prima giornata di ritorno del girone C del campionato di Serie C di calcio femminile. Tornata di campionato che si completa con le sfide tra Grifo Perugia Riccione, Real Berlanti Molese, Bologna Jesina, San Marino Libertas e San Paolo Pontedera. Torres alla caccia dei 3 punti che
le consentirebbero di salire a quota 23 in classifica. Recupero palla di Cocco, Ladu prova ad andare via 1 contro 1. Ladu guadagna l'area di rigore, un po' troppo decentrata, prova a guadagnare la posizione centrale, lo scarico all'indietro per Soju, se la cava in qualche maniera e non senza affanni la difesa biancorossa, che è costretta a concedere un fallo laterale sulla tre quarti offensiva alla formazione di Mario De Sole. Battuta di Sanna, pallone per Cocco, altro controfallo, seconda volta in cui Sanna è stata sorpresa dal direttore di gara nel battere in maniera irregolare. L'ha rimessa con le mani. Fa palla profonda con Sanna che va a commettere fallo su Galassi. Dunque Olimpia Forlì che può guadagnare qualche metro. Verosimilmente proverà a scodellare questo pallone con soglia all'interno dei 16 metri difensivi della Torres. La battuta di Soglia, colpo di testa di Soju a liberare. Albonetti apre per Soglia, tiro cross con il destro, esce Griffiths con il pugni, la palla che rimane pericolosamente lì, poi Emiliani guadagna un calcio d'angolo, l'ultimo tocco di Campesi, almeno questo il giudizio del direttore di gara Albano. Fischietto veneto che dirige insieme ai sassalesi Secchi ed Oro. Calcio d'angolo battuto, libera Lombardo, liscia Albonetti col sinistro, apertura sulla destra per Calli, recupera palla alta Sanna, Ladu a abbassarsi, Sanna a buttarsi dentro, Soju osserva il movimento di Sanna, poi allarga per Campesi, palla un po' troppo corta, Campesi costretta ad accentrare il proprio raggio d'azione, palla recuperata dall'Olimpia Forlì con Mordenti, e poi la riperde sull'attacco di Leda, palla troppo larga per Ladu. Chance in contropiede, sciupata qui dalla Torres. Rimessa laterale per la formazione ospite. Riceve palla Albonetti, alza questo pallone col sinistro, prolunga di testa Franchi. Pallone che arriva dalle parti di Tola, lo scarico per Griffiths, l'apertura per Leda, il controllo con il petto del numero 2 della Torres. Vicino c'è Lombardo, Leda sceglie di fare tutto da solo e guadagnare metri sul fronte destro. Parte Ladu, lo fa in posizione irregolare. Calcio di punizione per l'Olimpia Forlì, partita in anticipo. Ladu è finita oltre la linea difensiva avversaria. Punizione battuta da Guidi. Soglia, colpo di testa di Congia che abbandona la linea difensiva. Pallone che però non, pallone che termina in fallo laterale. Olimpia Forlì non pronta qui nel punire l'uscita di Congia. Con le mani va Calli. Anticipo di Congia su Galassi, il pallone che intendeva servire in profondità Galassi. Termina tra le braccia di Griffiths, siamo al 17° minuto del secondo tempo, 1-0 per la Torres, decide il gol di Maria Grazia Ladu, arrivato al 7° minuto del secondo tempo. Ancora Ladu, anticipata da Calli, buca il colpo di testa Lombardo, Torres che non paga dazio, Congia, palla in profondità a cercare Dasar, il controllo elegante con il destro, l'apertura sempre sulla destra per Campesi che prova a puntare Mordenti, Campesi cerca spazio per il traversone, poi va all'indietro da Leda, il controllo con la suola, il cross con il destro sul secondo palo, c'è Soju di testa, la parata di Guidi, Torres vicina al punto del 2-0, bel traversone alla destra di Leda, colpo di testa di Soju, troppo centrale, ha bloccato Guidi. Messa laterale per la formazione ospite.
Sanna, Lombardo col sombrero, Franchi interviene con le mani a intercettare il tentativo del regista della Torres. Calcio di punizione affidato a Congia. Siamo all'interno del cerchio del centrocampo. Campesi si accentra per ricevere questo pallone, non trova compagni da servire, allora finisce per regalare il possesso a Messi, al Bonetti in profondità a cercare Emiliani. Griffiths esce al limite dell'area, spazza via con il destro senza troppi fronzoli. Ancora Forlì, ancora questa palla profonda, colpo di testa di Congia, diventa un appoggio per Ladu, forse fallo di Calli sul numero 9, fa giocare Albano. Ora Torres con Cocco, arriva a sinistra ad ampie falcate Sanna, eccolo il servizio per il terzino sinistro della Torres, palla vicina ceduta a Cocco, il cross per Dasara, bella palla qui per il numero 11, forse un po' troppo profonda, forse un po' troppa, poca convinzione per Arianna Dasara, che non è riuscita a ricevere questo pallone che termina tra le braccia di Guida, che ha già rilanciato lungo nella metà campo della Torres. Il colpo di testa di Congia in anticipo su Galassi, rimessa con le mani per l'Olimpia Forlì, batte Soglia, Galassi nel pressing su Sanna, che ne aveva ben letto le intenzioni. Congia sceglie Sanna, rischia un po' qua sull'attacco di Soglia, se la cava in qualche maniera il capitano. Poi Cocco sulla sinistra, troppo profondo per Sanna, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Olimpia Forlì. Non un gran disimpegno in questa circostanza per la Torres. Con le mani Soglia, poi di testa bucato da Cocco, che poi si ritrova comunque palla fra i piedi, scende una palla centrale pericolosissima. Lombardo in qualche maniera ci mette una pezza al Bonetti, al limite dell'area, il pallone in profondità, chiuso Congia, prolunga Campesi, ha un po' di campo per andare il numero 7, c'è Soggiu sulla sua verticale, eccolo il servizio per il fantasista rossoblu, bella palla in profondità per Ladu, troppo profonda però per il match winner della sfida, Lombardo di testa. Pallone per Dasara, anticipata da Gurioli, apertura a destra per Soglia. Ci avviciniamo a metà di questo secondo tempo, siamo al 21esimo. Soglia sulla sua verticale a cercare di trovare Galassi, altra buona lettura di Congia che prende il tempo alla numero 7, poi la palla imprecisa per Cocco. Soglia, spalla alla porta a Franchi, in qualche maniera riesce a girarsi il numero 9, poi Cocco, spalle alla pressione avversaria, costretta a buttare palla in fallo laterale, non certa dell'assenza di avversari alle sue spalle. Soglia, pallone per Franchi, copertura di Sanna, rimessa laterale per la Torres, 21:30 sul cronometro del secondo tempo. Torres 1, Olimpia Forlì 0, il gol di Ladu al 7° della ripresa. Griffiths per Ledda, Tola si abbassa per ricevere questo pallone, Lombardo, aperta a sinistra c'è Sanna, Lombardo nonché al piazzamento delle compagne, poi sceglie Congia, in profondità a cercare il movimento di Sanna, palla a metà fra il numero 4 e Ladu, recupera la formazione ospite con Soglia, la corsa all'indietro di Sanna a rallentare l'azione del numero 6 biancorosso. Olimpia Forlì che è costretta a tornare all'indietro, pallone profondo, Sanna che fa saltare questo pallone, poi Cocco in qualche maniera col sombrero, poi il controllo con il collo del piede, finisce però per regalare il pallone a Galassi, fallo di Cocco, calcio di punizione per l'Olimpia Forlì, siamo a circa 25 metri rispetto alla porta, difesa da Beth Griffiths, calcio di punizione per la formazione ospite, affidato al mancino di Laura Albonetti. Barriera a 3 per Beth Griffiths, batte Albonetti, Torres tutta nei propri 16 metri, fatta eccezione per Ladu, pronta eventualmente a sfruttare una possibilità in contropiede, calcio di punizione per l'Olimpia Forlì.
batte Albonetti col sinistro, traiettoria che si abbassa, centrale blocca Griffiths e arriva al 23esimo minuto del secondo tempo, il primo intervento del portiere della Torres. Ledda, Tola, all'indietro da Griffiths, vicino dal proprio difensore centrale. Tola rischia un po' in fase di disimpegno, vicino a perdere il pallone sull'attacco di Albonetti. L'ultimo attacco è proprio del numero 10 ospite, la rimessa laterale è per la Torres. Arriva il primo cambio per la Torres, esce Maila Cocco al 24esimo minuto a farle posto sul terreno di gioco con il numero 16, classe 1997, Silvia Iannetti. Non dovrebbe cambiare niente nello scacchiere tattico di Mister De Sole, deve rimanere un 4-3-1-2. Vediamo un po' chi tra Iannetti e Lombardo vestirà il ruolo di regista davanti alla difesa. Pallone di Vimercati all'indietro per Guidi sul pressing della Torres. Soglia evita la pressione di Ladue, però non molla. Pallone centralmente a servire Messi. Sale Campesi, contrastata irregolarmente da Gurioli. Arriva il primo cartellino giallo anche in casa Olimpia Forlì. Calcio di punizione dal limite per la Torres. Siamo giunti al 25esimo minuto del secondo tempo. Sul punto di battuta al momento Congia e Lombardo, quest'ultima che è andata a segno proprio sul calcio di punizione nella vittoriosa sfida contro la Libertas, fanalino di coda nella sfida di 7 giorni fa all'Antonello Canu di Nulvi. Rimangono due le soluzioni possibili, si aspetta il fischio dell'arbitro sul pallone Congia e Lombardo. Parte Congia col mancino, palla che gira, troppo lenta per impensierire Guidi, che arriva con calma e blocca questo pallone. Poi rilancia col destro cercando Soglia, rimbalzo che inganna la numero 6. Attacco di Galassi su Sanna, costretta a tornare indietro da Congia, che col destro va dal proprio estremo difensore Griffiths. Apertura a destra per Ledda, finora impeccabile prestazione con i piedi del portiere britannico. Zara toccata duro da un'avversaria, scarica per Ledda, pallone profondo a cercare Lado, anticipata, poi Soggiu, palla per Lombardo, ecco Iannetti, Soggiu va via sullo stretto a Messi, poi l'imbucata per Dasara. Blocca Guidi, rilancia lungo il colpo di testa di Congia. Emiliani, apertura sulla sinistra, porta palla Mordenti, anticipo di Ledda, poi ancora Mordenti, ecco il pallone per Franchi che riceve tra le linee, pressing efficace qui di Soggiu, guadagna il calcio di punizione per la Torres. Siamo al 27esimo minuto del secondo tempo, tiene il gol di Ladu arrivato 20 minuti fa. Batte Tola, profondo a cercare Ladu, Franchi, attenzione che qui Galassi è 1 contro 1 con Congia, se la cava in qualche maniera il capitano, ma Torres che si era fatta accogliere scoperta in questa circostanza, rischiato tanto, risultato in bilico. Rimessa laterale per l'Olimpia Forlì, batte Calli, riceve ancora una volta tra le linee Franchi, che negli ultimi due possessi ha abbassato il proprio raggio d'azione per favorire l'inserimento del compagno. Qua ci vuole una provvidenziale intervento di Congia, poi arriva l'intervento in netto ritardo sul capitano della Torres, arriva il fallo di Galassi e il cartellino giallo per il numero 7 classe 1995 del Riccione, così diventa il terzo ammonito della partita. Fa compagnia sul taccuino dei cattivi a Gurioli e Ladu.
interviene lo staff medico per soccorrere Congia. 16 minuti abbondanti più recupero al triplice fischio del signor Albano. Tanto si rialza Congia, che però è costretta ad abbandonare il terreno di gioco temporaneamente dopo l'intervento dei sanitari, almeno così dovrebbe essere. Diciamo calcio di punizione per la Torres, 20 metri abbondanti rispetto alla porta dell'Olimpia Forlì. Piazzato affidato al destro di Ledda. L'altra giocatrice della Torres in area di rigore, arriva anche Soggio, al limite rimane Campesi, pronta anch'essa a buttarsi dentro. Si attende il fischio dell'arbitro. Arriva la battuta di Ledda, il pallone sul secondo palo, libera in qualche maniera la retroguardia ospite. Va a ripartire la formazione ospite, arriva l'anticipo della retroguardia della formazione di Mister Lesole. Ancora avanza la formazione ospite, se la cava in grande stile, poi finisce per perdere il pallone. L'ultimo tocco è di una giocatrice ospite rimessa per la Torres. Siamo al 34esimo minuto del secondo tempo. Torres 1, Olimpia Forlì 0, decide l'Adu al settimo. Batte Sanna per Iannetti, rimane a terra sul contatto portato da Albonetti. Situazione potenzialmente pericolosa per la Torres, non ne approfitta la formazione ospite. Pallone profondo per Dasara, che non riesce a ricevere questo pallone, con le mani ha già battuto Calli. Pallone che salta male per Galassi, Congia col tunnel ad andare via al numero 7 sulla verticale Dasara, prende la fascia centrale Iannetti col sinistro, palla regalata però a Messi. Allora Franchi, apertura a destra di prima per Galassi, che si fa sorprendere oltre la linea difensiva della Torres. Calcio di punizione per la formazione di casa, fuori gioco del numero 7. Calcio di punizione affidato al piede sinistro di Congia, mentre arriva un cambio in casa Olimpia Forlì, esce il numero 7 Galassi. Vediamo un po' chi prenderà il suo posto sul terreno di gioco, saremo più precisi a breve. 3 giocatrici a disposizione di coach Ghinassi. Entrata il numero 16 Silvia Giovannetti, attaccante classe 2001. Congia scambia con Soggio, poi va da Sanna, che abbassa Iannetti per ricevere questo pallone. Profondità a cercare l'Adu. Soglia, rimane a terra l'Adu, così come Soglia. Il gioco è fermo, viene fermato dal direttore di gara. A terra anche Soglia, che si rialza e va a sincerarsi delle condizioni di Ladu, rimasta a terra. Interviene lo staff sanitario della Torres a soccorrere il numero 9, guardiamo, fresca maggiorenne.
Pallone che verrà scodellato all'interno del cerchio di centrocampo dal signor Albano, con l'Olimpia Forlì che restituisce palla alla Torres. Batte Sanna, scambia con Iannetti, ancora il pallone per il numero 16 che guadagna il calcio di punizione quando proseguono a bordo campo le cure dello staff medico della Torres per Maria Grazia Ladu. Pallone che termina ben oltre il campo per destinazione, eccolo che rientra qua sul terreno di gioco, rimessa con le mani affidata a Giada Sanna, con l'auspicio in casa Torres che stavolta la battuta sarà regolare. Tanto rientra Ladu, Sanna vicino da Iannetti, controlla con il destro, appoggio con il sinistro per Soju, da Sara, Iannetti in profondità a cercare Lombardo. Il rombo della Torres prevede Iannetti da vertice basso, Campesi e Soju da interni, trequartista lo fa Lombardo, rimane ancora una volta a terra una giocatrice della Torres, ferma ancora una volta il gioco il signor Albano. Ci sarà da recuperare viste le numerose interruzioni. Arriva un altro cambio in casa Olimpia Forlì, esce il numero 4 Ellencalli. Entra il numero 13 Lucia Fiorani. Il secondo cambio per l'Olimpia Forlì, rimane solo Sabina Rondinini a disposizione di Ghinassi per questi ultimi 6 minuti e mezzo più recupero che separano Torres e Olimpia Forlì dal triplice fischio del signor Albano. Fallo laterale per la Torres, batte Ledda, va profondo da Sara, anticipata da Messi, e però non riesce a tenere questo pallone in campo. Fa il laterale Bissato qualche metro più avanti, anticipo di Albonetti su Campesi, può provare a distendersi l'Olimpia. Franchi però viene anticipata dalla stessa numero 7, viene servita da Soju, tra le linee riceve Ladu, arriva il movimento profondo di Dasara, arriva l'anticipo di Vimercati, anzi l'ultimo tocco è stato del numero 11 di casa, la rimessa dal fondo per Olimpia Forlì, affidata a Guidi, sfila per Franchi che apre sulla destra per Emiliani, un pallone irraggiungibile per il numero 11. Con le mani va Sanna vicino da Congia, rischiato ancora il cambio fallo Sanna. Soju, Sanna, Iannetti, corto per Congia, pallone recuperato da Giovannetti, il cross da destra a cercare Franchi, pallone che sfila per il tiro di Albonetti, va a colpire una giocatrice della Torres Griffiths, riesce a tenere in campo questo pallone e poi a servirlo vicino da Campesi. Pallone per Lombardo, porta palla, credo che ora è il trequartista della Torres. Lombardo dentro per Ladu, in anticipo della retroguardia ospite. Soglia, si va a destra, pallone per Emiliani, duello con Sanna, arriva il fischio del direttore di gara, fallo di Giada Sanna su Emiliani. Un calcio di punizione affidato al piede di Soglia. Si fa vedere Franchi che riceve con discreta libertà al limite dell'area di rigore. Palla di ritorno per Soglia. Cross
cambiare fronte d'attacco. Albonetti al limite si coordina per il destro, pallone colpito troppo con l'esterno, esce Griffiths e blocca in presa. Guadagna qualche secondo prezioso il portiere della Torres, poi rilancia lungo con il destro. Franchi, una spizzata al pallone ricevuto da Giovannetti in area di rigore, la chiusura di Ledda, calcio d'angolo per l'Olimpia Forlì che prova a riequilibrare il punteggio con gli ultimi sforzi della sua partita, 3 minuti e mezzo più recupero. Calcio d'angolo per la formazione biancorossa. Lontano dalla nostra inquadratura c'è Ladu che 1 contro 1 contro un avversario in caso di ripartenza. Il colpo di testa di Soju prolunga da Sara. Il pallone intercettato da Sanna. Eccolo il movimento di Ladu che ha tantissimo campo per andare. C'è da Sara in posizione centrale. Ladu prova ad andare 1 contro 1, si accentra da Sara in posizione regolare, invece no, si alza la bandierina di Secchi a segnalare il fuorigioco di Arianna da Sara. Sciupa la ripartenza da Torres, mentre si prepara un altro cambio per Mario De Sole al 43esimo. Esce Ladu con il numero 9. Arrivano gli applausi per l'attaccante che finora sta decidendo la sfida. Entra al suo posto con il numero 13 Elisa Farris. Abbiamo 2 minuti al termine, al Peppino Saudi Usini. Torres avanti 1-0 grazie al gol di Ladu. Il rilancio di Guidi, il colpo di testa di Lombardo, di Annetti all'indietro da Congia, se la cava in qualche maniera con l'esterno del sinistro, da Sara in anticipo sulla avversaria, una fattispecie di Fiorani che va a battere il fallo laterale. Soglia prolunga per Emiliani. Franchi spara alla porta, controlla con il petto, riesce in qualche maniera a girarsi, arriva il raddoppio vincente di Iannetti che recupera questo pallone. Farris riceve nel cerchio di centrocampo, un po' di campo per andare, l'ultima entrata, l'apertura sulla destra per la corrente Campesi. In area ci sono Farris, Lombardo e da Sara. Si torna all'indietro da Ledda. Torres che prova a congelare il possesso. Ledda va via alla diretta verso il cross con il destro, libera in qualche maniera la difesa ospite, poi Iannetti col sinistro, controllo sospetto qui del centrocampista dell'Olimpia Forlì. Pallone profondo per Emiliani, intercettato da Sanna, spalle alla porta. Farris lavora bene questo pallone andando da Iannetti, ora da Sara, vicino da Lombardo, colta in controtempo dal servizio della compagna, e allora ancora prova a ripartire l'Olimpia Forlì con Emiliani. Pallone scaricato per Soglia. Emiliani, un po' di campo per andare, si abbassa Sanna per evitare la profondità cercata ma non trovata da Emiliani. Arriva il fischio per il fallo di mano commesso da Agnese Emiliani, che si è accovacciata sul pallone senza subire il fallo, ha trattenuto lo stesso toccandolo con un braccio. Il tutto ha dato origine al calcio di punizione che Valentina Congia sta per battere quando siamo giunti al 44esimo minuto. Abbondante nel corso di questo secondo tempo, si aspetta da un momento all'altro la segnalazione di recupero, del tempo di recupero da parte della terna arbitrale. Prolunga di testa Soglia, ecco Franchi, la guardia attenta di Congia sul numero 9, recupera palla la Torres con Iannetti, pallone per Farris che riceve, si butta dentro Iannetti, a sinistra arriva a grandi falcate Campesi, sulla verticale c'è Campesi, c'è Iannetti, riceve ora Farris, cerca spazio sulla linea di fondo, riesce a ritagliarselo solo per un momento, poi finisce per trascinarsi la palla oltre la linea di fondo. Siamo già entrati nel tempo di recupero. Il rilancio lungo, il colpo di testa di Campesi, gioco pericoloso di Mordenti, 45-30. Sono 5 i minuti di recupero decretati dalla terna arbitrale guidata da Davide Albano di Venezia, che ha fischiato, assistito dalle bandierine di Nicola Secchi e Filippo Doro.
entrambi di Sassa, di calcio di punizione per la Torres, che è andato via il primo dei 5 minuti di recupero, tiene palla ben distante dalla propria metà campo difensiva. Calcio di punizione battuto da Ledda, pallone che spiova all'interno dei 16 metri avversari. Campesi col sombrero con il destro, poi non trova potenza per concludere col sinistro, la palla che rimane lì. Farris al limite, Farris cerca spazio per il tiro, prova poi la conclusione col sinistro, finisce per vedere deviata la sua conclusione. Calcio d'angolo per la Torres. La cui battuta è affidata a Alessia Ledda. Alla bandierina va il terzino destro della formazione sassarese. Il pallone che spiove sul secondo palo, il colpo di testa di Farris. Ha trovato l'angolo ma non a sufficiente potenza per trovare la gioia del gol. Sarebbe stato il secondo gol in casa consecutivo per l'ultima entrata in casa Torres. Il colpo di testa di Soju. Lavora ancora questo pallone col sinistro, ci prova l'Olimpia Forlì, pallone profondo di Soglia, cercare il movimento in profondità di Giovannetti, non ci arriva. Il numero 16 rimessa in zona difensiva per la Torres. 47-30, 2 minuti e mezzo al triplice fischio. Con le mani Sanna a sfilare da Sara, recupera palla Fiorani per l'Olimpia Forlì. Poi ancora Torres con l'apertura a memoria di Campesi, non c'è nessuna compagna pronta a ricevere questo pallone. La Torres costretta a soffrire in questi ultimi 2 minuti. Rimessa con le mani, battuta da Fiorani. Lombardo da Sara, si butta dentro Lombardo, porta palla il numero 6, in mezzo c'è Farris. Lombardo da un'occhiata al piazzamento del compagno. Lombardo prova a piazzare con il destro, ribattuta ancora Lombardo, palla per Da Sara, ha segnato la Torres, ha segnato Arianna Da Sara, l'ha chiusa la formazione di Mario De Sole. 48-30 sul cronometro del secondo tempo. Torres 2, Olimpia Forlì 0, il nono gol in campionato di Arianna Da Sara. E dunque al 49esimo minuto la Torres ha chiuso la pratica Olimpia Forlì. Al gol di Ladu al settimo, replicato al 49esimo quello firmato da Arianna Da Sara. E dunque ora si attende solo il fischio finale. Ultimo minuto al Peppino Saudi Usini, dunque si allunga la striscia di risultati positivi della Torres. 7 vittorie e 1 pareggio per la formazione di De Sole nelle ultime 8 partite. La palla profonda, copre Sanna, rilancia lungo Congia, 40 secondi al termine. Soju porta palla il numero 8, l'apertura sulla destra per Ledda, sulla verticale c'è Campesi, ecco la servita, sta buttando dentro anche Farris, eccolo il controllo del numero 13, se la cava in qualche maniera Vimercati. Ultimo tocco è di Farris, 20 secondi al termine. Il rilancio lungo di Guidi, pallone profondo, arrivano ora i 3 fischi di Davide Albano di Venezia. La Torres batte l'Olimpia Forlì per 2-0, le reti al 7° minuto di Ladu e al 48esimo di Arianna Da Sara, entrambe nella ripresa. Torres che allunga la propria striscia positiva, 7 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 8 partite disputate, sale a quota 23 punti in classifica. Io ringrazio Alberto Tosini per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Vi rimando ai nostri contenuti infrasettimanali per le interviste del post partita. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Torres 2, Olimpia Forlì 0. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi Directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.